Quando sei in Malga ti colpisce prima di tutto l'essenzialità e la pulizia dei gesti. Sono così da centinaia d'anni, da generazioni che si sono rubate il mestiere con gli occhi, non attraverso le parole, una generazione dopo l'altra. Poche parole, luoghi essenziali, rapporti diretti, pochi attrezzi, solo quello che serve veramente. C'è la bellezza struggente della montagna alta, la sapienza disillusa ma equilibrata che matura nelle persone che vivono come i malgari, guardando il mondo dall'alto, acquistando un ritmo interiore ordinato. Lassù si avverte un altro mondo, altra gente, altri spazi, altro clima, altri ritmi, altre storie. Il tempo di Malga è fatto di due sole stagioni. C'è quella calda, piena, senza pause, che si passa in alto, e poi c'è il tempo lungo da passare giù, che è tempo di attesa. Partono, salgono in primavera, incontrano la natura che esplode, erbe, fiori, il suono dei campanacci che si mescola al canto degli uccelli, e poi in autunno la prima neve li fa scivolare a valle, giù nel mondo stretto. Un più messo ti veniva lì? Sì? Sì. A ti vengo un groppo in tastomi? Eh. No? Perché a sa me caletin soldati in sì, soldati come soldati in guerra, no? Che avanti stemperio se ti la sbatti, se a me mi veniva lì. Sì? Sì, sì. Io proprio te la slime mont. Tu ci commuovi. Il momento poi miei di ricordo, io avevo in quanto si lava in monta piccola, svacche schiare sedute. E qui San Ponzo, qui campanei, la svacche scontente scalavi e via, si faceva tutti i viaggi a piedi di chi fino in mondo. La svaccia sana che spartisce, eh? No, ma appena che si entra Sì? a San Direttas E c'è che succede? è tutto un berli. Ma per un belli perché sono contenti? Ma io non so come dici, perché sanno che di partire forse per colpo sono contenta, se dopo invece avranno qualche ripensamento. Mio padre faceva la croce, prima la svacche, segnava sempre la croce con la mano. Con la fa buttare la cassante, fa le croci, ci sono tornati in donne se le smiur. Benedetto il Signore! Cosa guardi? Ridi anche che? E si la smolava con lui, la svaccia la smolava in via la mia geniot la una. Quando era la 11, il mascio in piedi si in monte arrivati. Contenti e via. Mio padre di prima e non frutto da ur e là in davanti. E nessuno poi contento di noi. E c'è che era stato al chiave il rumore, il suono? Sì, suonata dai San Ponzo e dei campanei, che ti resta quel tagliavi, oi oi. E dopo io in la svaccia contenta scalavo il mondo. Por bielas jornadas da minha vida de qualquer fruto, com calava em monte com as vagas com os sampões. Ela também.
3 anni. Che poi la corriere li so recedati, di liceo. Mi pensi preciso. A Paolare all'era venuto qua col mul a fare la spesa un pastore e veniva la ploa, all'era mio fratello Giovanni. E insomma il frutto, ci hanno fatto il frutto non c'è pas, ma tutto, ci siamo messo per il mul e metto tutto il telo per sopra, perché non mi bagni e su. Insomma arrivati alla suite di Furacagere, hanno tirato via il telo e mi era stata impressa la fotografia di un mondo tutto differente, tutto un'altra roba, mi era stata in Tacagere tirava dentro il fumo che fumava e hai tanti che il vai che non tu hai un'idea, che bruciavano i voi e tal freddo. E che è stata la mia prima impressione. Ma dopo ti hanno tenuto lassù la stagione? Sì, beh, dopo io vai per Vignettiasi che non volevo Vignettiasi, non si finito fare un stratagemma per me. E fare la quinta elementare deve seguire sempre questo mestiere. Da per scherzo e là da finire la parola. Riguardo di da frutto, non sapeva dire, perché io erano anche momenti che se ti schiampava una piora o una chiara o una vacchia tutti ti questionava, attaccavano un cuore perché non so a dire che le reate, sono gente. Non sapeva, veniva su qualche volta, una volta al mese, veniva su qualche volta. Sapeva se vuoi essere salute, una volta non sapeva nulla. Era lunga un po' ti sparavo se era lunga la stagione. Oh, Brune! Dai Brune, dai! Oh. Con la svacchia alle ogni di lunes, non de domenies, non de nodai e non de pascas, che le simpi lunes. Per fare un lavoro così, comunque si dice, prendi tutti la passione a sta qui non mai. Cioè a quella, se no un noia fare. Ah, perché lei la passione, se non ha passione non ci fa con quel lavoro. No. Oh Dio. Stare vero, io ho avuto frati che neanche non viaggiavano la porta da stalle, no. No. Di fare 50 anni di stagione di monte. E la passione stessa, vogliare la vita, attaccare il lavoro, no? E resta sempre un po' di chioso, no? 30 anni che va, 30 anni che si va in monte, tante stagioni. 30 stagioni? Sì. Saluta! E prima era il Malgais e dopo il secondo veniva il Federar perché non lui poteva entrare dal celare, si era in a clav, perché il celare e il Federar aveva di fare quel lavoro lì. Dopo era il capo dei pastori e dopo veniva su la femmina a portare la farina, la strada, le farinarie che aveva su un viaggio per settimana con la farina da polente. Perché in Malghi che a volte mangiavi il nome polente, polente e ciuc. Ma ciuc forse i pochi di quel che ora misuravi, se no in tanti mangiavi la produzione. Farinari un viaggio aveva il compito che stava a portare la farina per le malghe.
E allora per ogni malga devono farinare. E sonare era farinare in farinare, un po' dappertutto. Lì sarà marcio, da che capitava, da che i malgas la cirevi, e io batti per cercare i frutti per non lasciarmi a casa da solo, mi portavo con io. E ci ho entrare che passione. E invece per fare la polenta era fidare, perché la polenta era 3 volte in dì. 3 volte si deve fare la polenta e lì sul registro un anno ha consumato 7 quintali di farina di polenta. Vuol dire che hanno fatto polenta, no? Ecco. E lì era esonerata la Failens che perché aveva da fare. perché faceva la polenta, sì. E allora dopo era in che era adesso con i vigliei, il viglielar e i chiavrars. Sono nati i pastori che non si chiavrare, là in quella stiare, 200-300 anni sono chiavrare, un civil. E se la su per fare via la panna e non era già mangiare e toglieva là così. Ma e davano squette. Ma si divertivi anche? Per forza. E non c'è che è buono. E per forza che ti divertivi. E c'è chi faceva? La fascione, la fanno 2 kg di legna. Noi siamo stati in mondo, 49 anni. E io dormito 15 anni con la svaccia testalone. E voi dormite il notte con la svaccia, se non hai problemi. E quelle danno, la dormita bagnata non era nuova cambiarsi. Non era brigone, non era vestito, era nuova. E quei vestiti davanti al bidone scolastico. Oh. E dopo ieri sempre di scorcio ero giovane. Sì? Sì, sì. E perché? E mi piaceva andare a scorcio. Sempre in mano di chiamere così. Con che compri, mia madre mi comprava le chiamere, io la mettevo su tutto ciò, misurava la mano e spam, comprava. E dopo a me faceva era voltino, no? Non mi piace mai. Allora scoccia e mani di chiamere. No, sempre così. Raccoglietta. Come sta fermo? Ne sta tramugliati saldo. Sì, Eva buon'ora intorno alle 4:30, 4 come 4:30. E si Eva si invia al fuoco. Si stialla che il godo di caffè. Dopo, una volta che si mette la tutta, si va a muovere. E dopo molto giù, sì, si molto la svacchia, dopo la stiara, qualche volta sono, qualche volta non sono, ti aspettare che arrivi, tanto per mettere il latte che al derria. Molto giù la stiara, si comincia a fare ciuccio. Si mette tutto il latte, che da sera, che da buon'ora, e lo metti in tutta la derria. E intanto si fa sfogo sotto, si lo maceda con il tarò, con la glova, il bastone, con il steak. Dopo tutto il cali, se con che è venuta la glaglada, si lo rom con la chitarra. Si lo para minuto, sì, secondo che una l'idea da parare, se è facoltativo, uno lo lascia più greso, uno lo para più fin, uno lo para come un savalone, fin, secondo.
buon auspicio. Sì. Fa la croce perché sia di buon auspicio. Al daci lo ten su un po' finché tu io ciuccia le porcate bene o ten su la daga e poi studiamo. Allora vuoi fare questo ciuccio. Alla 10 la erba buine, a 10 la svacchia signore sbè, perché se non tu la pensa sta male la vacchia ti dà l'acqua, non hanno così sì. Il latte che tu mostri la dici molto in una certa maniera, conservato in una certa maniera, lavorato in una certa maniera, formati fatti anche che da ora diciamo che si presente, dopo anche il magazzino, la dieci lavorati che dal magazzino che ha bisogno di farsi, perché non è mica formale, tirato fuori la tele, non è mica formale, fatti un mese e mezzo per farsi, se vero sì o no. Allora bisogna di formare, la respira di formare, ha un processo di... Allora, se tu verci il balcone con quel momento, tu lo sierra e via avanti, è una roba. E se tu... Sì, ma sono tante robute in tue zone che ti portano ad avere una qualità sempre migliore, no? È un mistero che non è mai finito di imparare. Si può vivere 2000 anni che non si arriva mai ad ora a imparare. No. Il ciuccio è una roba viva, ti sa me a biel e dopo o si slonfa, o fa svoli, o si sbassa, perché come? C'è a ci sa me come tu lo fai, che senti bene e dopo ci viene fuori la sorpresa. E questa qui allora è la saladura? Questa è la sala, È il salato un po'. po' a mano, così aí, no? Un po' di tempo lo sali a mano, come davanti lo mettete dentro la laga. Miglior così? Ma forse con l'aga a sparagna un po' di lavoro, però per conto di salà a chiappa compagni. Dopo fatto il ciuccio si parte il lavoro in sera, sopra a fuoco, si fa la scuetta. La malga sarebbe anche una roba carina, tu la sai bene. A fare bene a rinta, che rinta. No, mica bisogna fare bene, sono certi problemi, però una volta andare di piedi, perché in Thailandia anni 60 fantastico, anche all'era sistemi di gestione, come sempre, la che commentava 10-12 persone, molti a mano, via, sì, non era meccanizzata, non era andare tanti animali di custodia, era proprio, e non si chiattava personale. Io sai che lì da me, i segni 3, a 10, mesi, a 11, quindi già finiti a fare la scuola e fa tutto. Quella è tutta una roba vivibile, e dopo legge se tu fai bene i prodotti, tu arrivi a vendilo anche bene. Un reddito là di saltafuoco, però bisogna fare c'è che venga. Non squiniti ni duro, perché il lavoro non è redditizio.
E quindi noi scriviamo da c'è chi può dire di stesso, per poter impiegare, se no noi non possiamo dire alla 10 ore a rindi tanto, 10 ore a chi non rindi tanto, però fa parte della nostra cultura, se no la nostra cultura va a scomparire. Il mondo va in avanti, però il mondo può andare avanti, e che fa questo lavoro, e che fa questo lavoro. Siamo orari fisi a mangiare, comunque si perché non proprio da mia di, secondo comunque si è comodo, si mangia intorno e mangia intorno alla 1:10, già comunque combina. Non si è finita a fare fuochi, lui servizi. E dopo mio zino è un momento di... E dopo mio zino si impara a fare o legna o quello, quell'altro, e si impara a servizi, non una consistenza di banco. Dopo c'è la viola da svacchia. Beh, sta passando comunque tu calcolo che stanno mangiando che tanto c'è la viola di loro. Se la passò. Dai, Asia! La tua svacchia hanno tutto sul nome? Sì. Sì, sono stati appena canassi. E scommetti una lettera ad anno. Ogni anno come iniziale è una lettera, in molti savindici anche sono, come per esempio che stanno là E. E allora F anzi, erano passate la E. E lui dà il nome delle sue svacchie? Dutes. Dutes hanno il nome. C'è che si chiama la sua svacchia? Le mie svacchie come ti tacchi da prima e poi vecchie in schiale. Allora, una nonzini. Viene Bianca, Stelut, Serena, Kelly, Elfi, Alme, Armelin, Gloria, Gabi. Giuliano, Cerva, Stella, Katia, Mariana, Flora, dopo Dora, Erika, Bimba, Gimma, Centro, Viola. E un'altra Viola. Dopo la Tombola, la Turla. La turca, la Laura, la maschera, la mocca, la polacca, la piemontese, la romana, la vienna, la passera, la luier, la perla, Elida, la catinga, la Olga, Nelti, la Olga, la Salvina, la Tania, la Furlana, Nora, la Nora. La Melina, la Todeschia, la Fulmia, la Stella, dopo ne un'altra, la non Stelle, la Susi, Susi, la Dora, la Viene. Anche se sono 100. Anche se sono 100 perché il nome tu lo ricordi più dal numero. Sì. Numero 15, il numero invece la vacca che fidi che ogni animale ha la sua storia, e uno ha un difetto, qualche volta gli metti il nome, uno ha un atteggiamento, un'altra. Ma l'animale qual è per lui? Per me è quasi un di me. Sì. L'animale. Massimo che è più vecchio. Tutti affezioni, no? Come che si affezionano in tanti, si affezionano all'orghiata, all'orchiano. E anche perché con chi la sclami mi vengono donne. E hai che più vecchie che vengono a risvegliarmi di mattina sotto il balcone, che duar, con il sampogno. E si don. Che bisogna dire che proprio ogni vacca ha il suo, come si nota i nostri caratteri, no? E più che anche loro, appena che si in monte qui, si scelgono le amiche, non con tutte se non vanno. Che è che anche il carattere si va con che, che esatte si va con che esatte. Parla impossibile, ma abbiamo tanto di imparare dalle bestie, no? E impariamo là la vacca che con i voi erano là, no a Milano, là a Roma. Non commentavo nessuno. Io partivo con la moto tutte le vacche venivano a Urme. Una la signora cara di mio parimo, la signora 22 anni, ne aveva qui. O quando è morto mio parimo non aveva detto,
Ma quando mi è morta una vacca sì che lei va in. Sì? Mio padre diceva sempre, e non mai non maltrattaio, non davo il botto, le vacche sono migliori cristiane. Infatti io ero sempre con un bastone sotto il braccio, con le bestie, sì. E anche come facendo questo lavoro che non si sente tanti anni. Non è come dice mestieri, che si dice mai non è un loro in pensione. Chi non si sente, chi non si la in pensione con questo mestiere, se la saluta loro, perché l'animale stesso che Dio aveva una fietta da bestia e non si sta facendo. Sono contenta che si fa che vuol mettere anche su. Che si sforza. Come mi vengo di vai la chiesa. Sì. La sua femmina è displaccia l'altro paese. A ieri? A me? A ieri non sono snudo per ieri. So io. Però il grande lavoro è quando si deve spostarsi. Sì, sapete spostarsi un viaggio solo da anni. Sì, tutta la famiglia. Ma quanti si Io spostai? come ti dico che cade preparare i fagotti, la mia ora non mi senti se non mi dà un battuto. Sì, ti immagini tu? Domandila. Sono contento del mio lavoro. Anche i sacrifici se lo parla via. Anche i miei colleghi, i miei coetanei di classe così, lavano in Svizzera, in Francia e qua e là, no? Siamo un momento che forse fatto la posizione non me lo. Però noi che abbiamo stato qui a sacrificarsi e abbiamo fatto la posizione compagna di Gheatis. Come non sai se sta più bene loro all'estero o se sta più bene noi in questi mondi. Io non so. E negli anni da ora era miseria. Uè, non è bello. Non è bello. E vorrei vedere il piano. Sì? Se riesci a fare monte, riesci là a legnare, là, con tu non abbia la macchina, tu non abbia la sciora, no? È vero che vorrei tornare in dopo, ma resto ormai io sono contento di stare così. Se sta mica male, sto bene io qui. Ormai 65 anni. E se tu vedi tornare in voi, torneresti a scegliere? E perché no? Tu usa la passione di mai, un che l'hai usato quella con viene mai a restare senza è nera. Un che ha veramente passione non resta senza. A resta senza non un che l'è gli ultimi sgrip. Tu dici? Sì, un che ha veramente passione. Là, lì, domani voi fermi, va a fare. Sì. Aí domani fermi per la spazio. Buon, ma a sé così,
È un lavoro che è tanto impegnato, sei impegnato sempre, non so se ne è mai, tu scrivi in chiesa. E allora in ferie, quando a tutti in clappa forse qualche volta che tu vedi sempre compagni, con l'orario, però ferie, un che lei ne è mai nel podi, non c'è bisogno voi all'ignano e qui fa, predi, insomma. Allora i partini che stanno nella cross e non in condio. Go. Yeah! Vai via! La malinconia è che è di là, l'idea è di tornare. E hai tanti che il vai non tu hai un'idea. E se io vuoi entrare che passione. E attacca così. Oh, Brune! Dai, Brune!